produzione di Liliana Cano il tema religioso è un aspetto centrale, spesso pensato per evocare i luoghi amati come a Balai, sul mare di Porto Torres, con i martiri turritani Gavino, Trotto e Januario, che riappaiono miracolosamente come fantasmi davanti alla chiesa collocata sulla rupe, oppure davanti alla facciata di Santa Maria di Betlem di notte, a Sassari, all'arrivo dei candelieri. Infine a San Francesco, sempre a Sassari, quella incredibile ultima cena della parrocchia, che risale a quasi 50 anni fa, con un'eleganza dei costumi e una concentrazione che sorprende. Ma come dimenticare Oriena, la chiesa di Sant'Ignazio, con il tradimento di Giuda fino all'inquietante apparizione in Galilea. Oggi questa mostra ci consente di capire, all'interno di una produzione artistica sterminata, ciò che avevamo solo intravisto, ciò che avevamo solo intuito di un artista che amiamo, come nelle tante altre occasioni di inaugurazioni, incontri ufficiali e esposizioni alle quali Liliana è stata sempre presente, con il suo sorriso, la sua serenità, il suo silenzio, la sua visione del mondo non convenzionale. La settimana prossima Liliana donerà un'opera all'Università di Sassari, il trittico luminoso bianco-azzurro della zattera che avanza nella tempesta in mare aperto, con un Ulisse che ora è accompagnato dalla sua Penelope e che sfida le onde e l'uragano, capace di superare la prova meglio che nel rosso sangue del naufragio che fotografa un istante finale e una tragedia. Il mare, l'acqua, la bellezza, l'amore. In quell'opera che ci è stata donata, come nella mostra di oggi, c'è il senso del valore e del significato della vita dell'uomo, il sapore di una sofferenza che si può concepire solo se è vissuta con la speranza della resurrezione, il tema grande di un percorso di vita che è anche un itinerario per realizzare se stessi e progressivamente liberarsi dalle catene e liberare gli uomini e le donne dal dolore e dal peccato. La storia del mondo che finisce per contare solo se la misura di tutto è l'uomo, con le sue emozioni, i suoi sentimenti, le sue speranze di vita vera. Grazie. Ringraziamo il professor Mastino, adesso vorrei chiamare il professor Sani che ci introdurrà l'aspetto artistico delle opere esposte. I fogli sono tanti, ma il discorso sarà molto breve. Ancora una volta, Liliana Cano, nelle opere che avete visto, che vedrete esposte in mostra, affronta un ciclo pittorico di grande respiro. La fatica precedente, come ha detto il rettore, l'aveva vista alle prese con le storie di San Francesco, il gigante della spiritualità del XIII secolo. Liliana allora era riuscita, attraverso l'essenzialità della sua arte e attraverso l'essenzialità del segno e una tavolozza giocata sui colori di terra, scaldati dal fuoco dei rossi, a restituirci l'umile grandiosità del santo di Assisi e del suo ordine. Per queste opere, ancora una volta mi devo rifare al rettore, oggi in esposizione si è lasciata ispirare dalle orazioni di Santa Brigida, la religiosa e mistica svedese, fondatrice dell'ordine del Santissimo Salvatore, vissuta nel XIV secolo. Sapete tutti, vi ha detto anche che è stata proclamata patrona d'Europa insieme a Caterina da Siena e a Santa Teresa Benedetta della Croce in Tistagno da Papa Giovanni Paolo II il 1° ottobre 1999. Brigida, fin da bambina, fu visitata dalla Vergine e da Cristo crocifisso. E proprio la croce divenne l'elemento centrale di tutte le sue future meditazioni. Le sue rivelazioni, un testo fondamentale per conoscere Santa Brigida, le sue rivelazioni più note raccontano le visioni avute sul giudizio finale, sul purgatorio, sull'inferno e sulla passione di Cristo.
In tutte emerge la sua forte spiritualità cristocentrica e mariana. A questo riguardo diciamo che in sintonia con Giovanni Duns Scoto e diversi secoli prima della proclamazione del dogma, Brigida si dichiarava convinta dell'Immacolata Concezione di Maria e della sua opera di corredentrice. Frutto di questo intenso rapporto d'amore tra la Santa e Gesù sono, oltre alle rivelazioni, le 15 orazioni e le 7 preghiere scritte per incarico dello stesso Redentore e che si possono definire un'ottima guida per chi voglia meditare sulla passione di Gesù. Brigida era innamorata delle sofferenze di Cristo, sulle quali meditava davanti a immagini che lo raffiguravano in croce, secondo quel gusto già iperrealistico e quasi macabro proprio dei cosiddetti crocifissi gotici dolorosi e consentaneo al suo temperamento mistico. A Brigida, desiderosa di sapere il numero dei colpi che Gesù aveva ricevuto durante la sua passione, apparve il Signore che le disse: figlia mia, ho ricevuto sul mio corpo 5.480 colpi. Se tu vorrai onorarli, dirai ogni giorno per un anno 15 pater e ave con le seguenti orazioni. Trascorso un anno tu avrai salutato ognuna delle mie viaie. Alle orazioni si aggiunse ben presto quella sorta di via crucis che secondo Brigida Gesù stesso le diede perché la diffondesse tra i cristiani che dovranno recitarla quotidianamente per 12 anni per meritare le divine promesse della salvezza dell'anima. Questa devozione con le sue sante stazioni è alla base dei 25 pannelli, qui saranno 23, dipinti da Liliana Cano sua sponte, volontariamente, senza committenti né imposizioni, se non quelle del cuore. In fondo anche Liliana Cano è una mistica, come dimostra nelle sue opere l'uso della linea e del colore con valore spirituale, pur con esiti di perfezione formale. Anche in questo ciclo pittorico la sua abilità tecnico-manuale si sposa ad una capacità inventiva e ad una consapevolezza estetica che conferiscono all'opera realizzata un alto significato di testimonianza non solo espressiva e culturale, ma anche e soprattutto religiosa. Si tratta di un programma particolarmente ambizioso: rendere visivamente l'itinerario spirituale proposto da Santa Brigida, o, secondo la Santa, da Cristo stesso e da sua madre, per la comprensione della passione e morte di Gesù. Un itinerario che vede protagonisti i testimoni della vita e della morte e risurrezione del nostro Signore, dalla madre e Giuseppe, testimoni e attori della sua incarnazione della vita terrena, a Giovanni Battista, che ne annunciò la missione, dagli Apostoli a Maria Maddalena, che furono compagni del Signore nei 3 anni di vita pubblica e continuatori del suo apostolato. Infine, la grande composizione della trasfigurazione con il Padre che conferma la divinità di Cristo. Chiedo scusa un secondo, ma ho bisogno di un altro. Così facciamo una pausa e allora sembrerà meno lungo ciò che sto dicendo. L'arte di Liliana Cano mostra in questa serie di opere, come in quella del ciclo francescano che immediatamente la precede, di essere giunta alla piena maturazione. Con il suo stile inconfondibile interpreta il soggetto sacro dandogli nuova espressività e più profondi significati. Pure in questa serie di pannelli la pittrice comunica, accanto al contenuto dell'opera, che in fondo è quella informale sull'episodio della storia sacra, comunica quel concetto di bellezza, di armonia e di equilibrio che è il segno distintivo della sua arte. Per esprimere le emozioni, le idee e i messaggi che la lettura della Santa ha suscitato in lei, adotta in un continuo superamento di sé un lessico nuovo che la allontana dagli stereotipi dell'iconografia tradizionale e provoca in chi guarda le sue opere un'attitudine contemplativa
resta tuttavia immutabile, ed eletta la tendenza alla ricerca dell'equilibrio e della simmetria. La modulazione lineare e la ricca orchestrazione cromatica accrescono il fascino delle pacate rappresentazioni con figure dall'espressione degli atti quasi rattenuti rispetto allo sviluppo drammatico dell'azione, pure quando, come nel caso della crocifissione, il soggetto sembrerebbe richiedere una maggiore partecipazione emotiva. Esse appaiono quasi il portato di quelle pratiche di visualizzazione interiore degli episodi evangelici suggerite dalle stesse preghiere della Santa. Come leggiamo anche nei più tardi esercizi ignaziani, l'immagine dipinta, infatti, deve considerarsi un utile supporto alla visualizzazione interiore, ma mai però deve interferire con un'eccessiva caratterizzazione descrittiva o espressiva del personaggio sulla personale attività di proiezione fantastica del devoto. Non è che riesca c'è un freddo tremendo e siccome io soffro molto il freddo non è che riesca a parlare molto bene, ogni tanto mi inceppo. La prima tavola della serie, secondo le preghiere dettate da Gesù a Brigida, è la circoncisione. Il pannello, avrete modo di vederlo, raffigura Maria con il piccolo Gesù sull'asse mediana verticale, che è pure l'asse della semicirconferenza costituita da sinistra dal vecchio sacerdote che tiene in mano il bisturi, due donne e Giuseppe, che sulla destra, con il braccio avanzato, chiude il cerchio. Le teste inclinate formano il catino di un'abside vivente, entro cui, come in un tabernacolo di carne, sta il bambino Gesù, posto poco più su del punto d'incontro delle due diagonali. Il rettore è pregato di chiudere il testo. Stiamo controllando. Esatto, è pregato di chiudere il testo. Non bisogna mai invitare il rettore insieme ad addossari. Allora, nella parentesi